non è una delibera regionale a decidere che cos'è una famiglia, ma è semplicemente l'amore che vive e che cresce nel corso dell'esistenza di questa famiglia. È su questa convinzione che si basa la presa di posizione di 3 consiglieri comunali del gruppo Bassano per Tutti contro la recente delibera regionale che istituisce la festa della famiglia naturale. Parlare di famiglia naturale e soprattutto istituire questa festa all'interno di una scuola significa trasmettere un messaggio chiaro ai ragazzi, ragazzi che potrebbero anche trovarsi in molte situazioni a vivere quelle situazioni che secondo qualcuno sarebbero innaturali, con il rischio di far sentire queste persone sbagliate, e questo assolutamente noi non lo vogliamo. Bassano per Tutti in una lettera ufficiale chiede ai presidi delle scuole bassanesi di non celebrare nei loro istituti la festa voluta dalla regione. Per Nicola Finco un gesto incomprensibile. Io sono dell'idea che ognuno col proprio corpo e della propria vita può fare quello che vuole, ma vietare di applicare una delibera regionale è veramente una cosa oscena, anche perché noi non vogliamo discriminare nessuno, ma siamo solamente l'idea che bisogna valorizzare e tramandare i valori, quelli sani ed educativi fin dalla giovane età. Della stessa opinione anche Emanuela Lanzarin, vice sindaco del comune di Rosà, che alla festa della famiglia naturale ha persino dedicato un ordine del giorno del Consiglio. Mi stupisce molto la presa di posizione di alcuni consiglieri, mi sembra di aver capito, del comune di Bassano, che sono contro a questa cosa. È come essere contro al presepe presso le scuole oppure alle recite di Natale. È chiaro che qui stiamo un po' facendo un po' di confusione, stiamo soprattutto mettendo in discussione la nostra tradizione, i nostri valori, quello su cui è fondata la nostra società.